Si torna in campo dopo il timeout chiesto dalle panchine, siamo al 19° minuto del primo tempo, punteggio di 1-0 per il Golbet Calcio 8 in virtù del gol di Tiziano Galassi. Controlla proprio il numero 10, apertura con l'esterno mancino molto elegante, però imprecisa a servire De Marco. Poi Scerrati prova un aggancio con il piede destro, aggancio che non riesce, quindi rimessa laterale regalata alla Golbet Calciotto. Taglio in profondità ancora di D'Anversa, Giorgi fa suo il pallone. Minuti importanti, Alessandro, per D'Anversa, sicuramente non in un match di secondo piano, quindi simbolo e segnale che dalla panchina a tutta la società c'è fiducia in quelle che sono le potenzialità del Bomber. C'è fiducia anche perché se non c'è Di Nardi è un po' lui il punto di riferimento offensivo, perché è vero che può farlo anche Monteforte il centravanti, ma sarebbe un po' anche snaturare le caratteristiche dell'ex fitness. Cesaro finisce a terra insieme a Serbini, gli arbitri optano per un non fischio, che sinceramente ci trova anche d'accordo in questa occasione. Tubani danza sul pallone, apre per Galassi, giocano sempre molto vicini, come se ci fosse un elastico. Tubani e Galassi, uno vicino all'altro, pronti a darsi una mano soprattutto per creare linee di passaggio, soprattutto a superare quelli che possono essere i pressing degli avversari, che ovviamente sanno che per bloccare la manovra della Golbet bisogna bloccare quelli che sono i playmaker della squadra blu cerchiata. Ancora Tubani e Galassi, lato ribaltato per andare da Pantaloni, e sale tutta la difesa della Pisana, che adesso è ovviamente sbilanciata nella metà campo offensiva. Palla in profondità a cercare D'Anversa, che ha provato a mettere giù con il petto, poi si arrabbia con i propri compagni per l'intervento con la testa di Martinelli. Troppo prevedibile il lancio per D'Anversa, che ovviamente deve essere servito nel momento in cui arriva sul punto di arrivo del lancio e non deve aspettare staticamente la palla dalle retrovie. Pisana che può impostare con Nardi proprio nel vertice tra la linea di centrocampo e l'out di sinistra. Martinelli, Nardi, ha spazio il numero 18, potrebbe anche andare in porta da quella distanza, invece va sul lato corto dell'area. Palla crossata dietro che però arriva soltanto nei piedi di Bomber D'Anversa, mezzo a tre avversari, si libera bene del pallone, prova poi il lancio con il mancino Garofolo e fallo terminale di De Marco a far rifiatare la propria difesa e soprattutto a far sì che possa riposizionarsi. Sta giocando davvero bene D'Anversa e sta un po' facendo anche salire i propri giri all'interno della gara. Qui una buona difesa del pallone, e questo quello che ha chiesto sicuramente Carboni, quello di far salire la squadra, e tanti frombolieri della Golbet che non stanno mancando per ora. Piccolo controlla sul vertice il numero 10, poi però il passaggio di ritorno a chiusura del triangolo per Scerrati è impreciso e quindi può ripartire la Golbet. Passaggio di Tubani, un po' troppa scenicità in questo tentativo numero 7, che infatti fa perdere un tempo di gioco ai suoi, quindi bisogna attaccare con la Pisana schierata a metà campo. Palla in profondità per D'Anversa che controlla, ha spazio il 99, può andare anche in porta da lì, il piede educato, però il pallone non si abbassa abbastanza. C'è da dire, dicevi prima, che la Pisana vuole levare fiato ai playmaker della Golbet, che non risiedono soltanto a centrocampo, sono anche gli stessi difensori. Basti pensare a Daniele Pantaloni a poter far partire con qualità l'azione blu cerchiata. È entrato in campo il numero 5 Cipolloni, il vice capitano della Pisana Calcio 8. Un giocatore dotato di una classe straordinaria, Cipolloni, l'abbiamo visto nella finale di Coppa Italia dello scorso anno, dove è entrato nella ripresa, gli davamo un euro tra virgolette, visto proprio il fatto che era entrato dalla panchina in un momento di stanca della gara, si è inventato un gol, ha fatto un paio di giocate allucinanti, il numero 5. Il numero 5 che è dotato tra l'altro di una conclusione dalla distanza fantastica, tanta precisione e tanta potenza nelle conclusioni del numero 5, in questo caso è l'ultimo a toccare il pallone, quindi sarà rimessa sotto nostra postazione in favore della Golbet Calciotto. Ribadiamo il punteggio, è 1-0, siamo vicini allo scadere della prima frazione quando Opara rilancia a lungo. D'Anversa prova a girarsi dorsalmente su Martinelli che fa buona copertura. Giorgi può fare su il pallone, quindi si può ripartire con Cervini. Cipolloni ha bisogno di una linea di passaggio, deve per forza ripartire da Martinelli che prende campo, apre sulla sinistra per Nardi.
ormai è un 2-4-1 anche per la Pisana ovviamente, e specialmente in fase di impostazione. È largo Cipolloni sotto la nostra postazione, palla invece ancora sul lato sinistro del campo, c'è Cervini a rimorchio per poter impostare. Martinelli passa sempre alle azioni offensive, adesso vuole alleggerire con la conclusione che era destinata al lato destro della porta di Manuel Opara. Si distende in maniera felina il portiere questa sera in maglia gialla, blocca il pallone, quindi nuova azione per la Golbet Calciotto. Tubani salta al primo uomo, si distende sul lato sinistro, arriva adesso la sovrapposizione di Garofalo, mentre Tubani non vuole servire il proprio compagno, quindi viene bloccato. Si arriva poi alle spinte tra Tubani e Scerrati, fischio il direttore di gara. In un secondo momento era sembrato evidente il fallo di Scerrati che aveva spinto Tubani, ovviamente è stato punito il primo fallo, che è quello appunto di Tubani, però adesso Cipolloni dalla distanza, finisce a terra Galassi. Cipolloni viene richiamato dalla propria panchina per essere stato troppo irruento nell'intervento su Galassi, che è rimasto a terra. Si discute tra Davide Di Pasquale e Cipolloni. Ale, che lettura dai a questo intervento? Sembrava un intervento di gioco più che un intervento cattivo. Galassi secondo me si è messo più paura per l'incedere e per il colpo che stava per arrivare, che poi non è stato affondato da Cipolloni, che comunque conosciamo come un giocatore molto sportivo della Pisana, ma la diatriba sembrava essere più tra Cipolloni e la propria panchina che non tra Cipolloni e appunto l'avversario Galassi, che comunque era andato a terra, il fallo ci stava tutto. Tre quarti offensiva per la Pisana che va alla conclusione dalla distanza. Cipolloni, Scerrati, si muove a Massari sotto la nostra postazione. Cipolloni invece ancora con il possesso della sfera. Martinelli, Scerrati, palla filtrante, l'ultimo tocco di una maglia blu cerchiata, è bravo Opara a intervenire sul pallone ad evitare il calcio d'angolo. Teniamo soltanto la segnalazione del recupero che arriva in questo momento. Un minuto di recupero al Ciriaci, lancio lungo con i piedi di Opara, e D'Anversa ovviamente prova ad indicare con le mani dove dovrebbe arrivare il pallone per far sì che lui potesse controllarlo al meglio. Bella discesa sul lato sinistro del campo da parte del numero 11 Ricci, che ha ben figurato contro il Cotton Club, ma adesso è il turno di Tubani ad andarsene sul lato destro del campo, attaccato da Cipolloni. Interviene anche Martinelli, il pallone è ancora vivo, D'Anversa sulla sfera non riesce a controllarla, quindi ancora Cipolloni, scivolata Tubani a consentire ai suoi di riposizionarsi. 30 secondi al termine della prima frazione, forse ultimo attacco per la Pisana. Cipolloni viene incontro Pantaleoni, non c'è fallo, lotta tra i numeri 5, sfera che arriva direttamente tra i piedi di Manuel Opara, pensa al rilancio lungo, arriva in questo momento, palla per D'Anversa che prova ad alzare il piedone per mettere giù la sfera. Alti decibel del grido di Capitan Sterbini, che voleva dal bomber che questo pallone fosse tenuto, ma avesse avuto forse la gamba d'elastico d'Opara l'avrebbe potuta prendere. Lancia invece troppo lungo quello dell'estremo difensore della Golbet, attacca ancora la Pisana. Cipolloni guarda in area, c'era il taglio sul secondo palo di Capitan Cesaro, rinvia la difesa della Golbet proprio quando arriva il duplice fischio del direttore di gara. Termina la prima frazione, è 1-0 per i blu cerchiati del presidente Cencetti. Inizia il secondo tempo al Ciriaci, inizia il match tra la Pisana Calciotto e Golbet. Golbet è in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Tiziano Galassi. Pisana che però è subito in attacco, cross dentro con Sterbini che mette giù con i piedi, e quindi Galassi può controllare, ha poche soluzioni davanti, deve per forza appoggiarsi a Pantaleoni. Bello il dribbling praticamente da ultimo, poi quasi il no look per D'Anversa che si gira molto bene per via dorsali. Interviene poi il numero 30 Santini, nuovo entrato in casa blu cerchiata. Quindi Tubani, Galassi, c'è Pantaleoni che si è sganciato molto bene e praticamente è rimasto il solo Sterbini a difendere. Santini si muove sulla stessa fascia di Pantaleoni. D'Anversa, Pantaleoni, si chiude il triangolo, ancora D'Anversa, gran controllo, prova con il destro di pochissimo fuori il pallone, il numero 99.
E D'Anversa fa vedere perché ancora in tanti lo chiamano bomber, un controllo nello stretto, un sombrero contro i difensori della Pisana che non sono assolutamente gli ultimi arrivati. Un pizzico di sfortuna, ha detto no, a un gol che sarebbe entrato di diritto nella rubrica a fine settimana. Senza dubbio alcuno. Dall'altra parte Scerrati prova con la conclusione, tre quarti offensiva per la Pisana, c'è il movimento di Ricci sulla stessa fascia, invece si riparte da Nardi, Piccolo è tornato in campo e va gestito il numero 10 da parte di mister Di Pasquale. Cross intanto, diciamo, del numero 10, calcio d'angolo perché c'è stata direzione dei blu cerchiati. Piccolo non può giocare 50 minuti su quei ritmi, altrimenti perde di qualità la manovra della Pisana. Bisogna dare qualche minuto di riposo al numero 10. Cipolloni ci prova dal lato corto dell'area. Cipolloni per esempio è uno dei giocatori adibiti a dare minuti di fiato a Piccolo. Ci prova Ricci e ci mette invece il piede Tubani. Sta facendo una grossa partita sia in fase di impostazione, e quella non è una novità, ma anche in fase di contenimento, e questa invece può essere un po' una novità e può essere anche una chiave tattica per quello che è la Golbet. Se Tubani è questo anche difensivamente, davvero non si passa più. Eh sì, perché la Pisana non sta giocando male, forse sta offendendo male, ma non riusciamo a capire quanto sia demerito dei giocatori in maglia rossa che comunque giocano in casa e vogliono un po' scuotersi dopo la sconfitta col Cottono, quanto siano invece i meriti di una Golbet Calciotto che conferma i crismi di quasi imbattibilità della propria difesa che vedevamo per esempio 2 stagioni fa, unita al fatto che c'è grande propensione al sacrificio anche da parte degli uomini di qualità. Ecco Tubani. Santini, Galassi, uno sguardo verso la porta e invece poi apertura al bacio per Santini, e Giorgi è bravissimo ad anticipare Garofolo. Su quel secondo palo poteva esserci la deviazione vincente del numero 3 che poi entra a tutta velocità, palla in profondità per Cesaro, si scontra con Sterbini. Il fallo è quello del capitano storico della formazione, del presidente Cencetti. Eccesso di mestiere da parte di Sterbini, che le ha usate le braccia stavolta, un po' insensate le proteste da parte di un giocatore che ne ha viste tante di leghe e soprattutto sa qual è il tenore dell'arbitraggio, per esempio del signor Buzzi, che questi interventi non l'ha mai tollerati. Assolutamente, senza fischiare troppo, però il signor Buzzi ce la fa a intervenire su quelli che sono gli episodi, diciamo, dubbi, ma sempre in maniera giusta da sanzionare, e questo è uno di quelli, con Sterbini che ha tenuto troppo larghe le braccia. Come giustamente hai notato tu, era il caso di bloccare il gioco, punizione dal limite. Ricorda un po' Stefano Tichetti anche la sua gestione in quel della Stella Azzurra, l'abbiamo visto la scorsa settimana quando erano tutti e due in campo, Buzzi e Tichetti alla Stella. Parte in corsa di Cipolloni, impatta così sul pallone, trasformazione che ci sentiamo di definire rugbistica, e palla tra i piedi di Pantaleoni in profondità a cercare D'Anversa, anticipato molto bene da Martinelli. Si era indeciso Cipolloni se andare a giro di potenza, è uscito fuori una metà, tiro a metà un po' ciabattato, piede marmoreo per uno che ci ha abituato a tutt'altre conclusioni. Opara ha visto scorrere lontanissimo dai propri pali, Opara che si sta allenando tanto per tornare in forma, per ora non è stato chiamato a grandissimi interventi da parte degli avanti della Pisana. No, non ancora, soltanto quel salvataggio sulla linea di porta, ma non era una vera e propria parata, era più che altro bloccare un pallone che stava ballonzolando dalle sue parti. Anche in questo caso blocca il pallone e apre per Pantaleoni, uno sguardo sulla propria fascia e prova ad accentrarsi, viene incontro Santini, bisogna ripartire da Opara che con i piedi evita troppi guai. Poi ovviamente se c'è qualcuno che può tirare dalle parti nostre qualsiasi partita possa esserci, succede e arriva. Ci siamo salvati per qualche centimetro. Non c'è sotto Ferrara che può prendere l'iPad al volo. Grandissimo intervento nel calcio a 5, poi ve lo faremo casomai vedere durante la stagione. Un salvataggio al volo, Cesaro. Cipolloni viene incontro, non c'è lo scambio tra i due, non c'è la chiusura della triangolazione, quindi rimessa laterale, però la Golbet è un po' troppo bassa in questo inizio di secondo tempo. Viene infatti chiesto a tutta la squadra dalla panchina di alzarsi, come se si fosse un po' addormentata la Golbet dopo la sosta lunga. Sì, Golbet che forse si sta facendo trarre in inganno dai ritmi che la Pisana non sta alzando, forse volutamente o forse per un difetto di appunto condizione fisica o approccio alla gara, si sta un po' facendo invorticare nello stesso problema che hanno gli avversari nel dare ritmo alla contesa. Vogliamo, Michele, nei prossimi minuti dare qualche finale dagli altri campi qualora ce ne pervenissero? Sì, siamo ovviamente in attesa dei parziali e dei finali dagli altri campi. Intanto Pantaleoni si accentra, bello il dribbling secco, ancora palla sul mancino al limite dell'area, Pantaleoni, grandissima discesa personale, calcio d'angolo
Cencetti vede i frutti del gran mercato, lo stiamo sentendo sotto, ogni qualvolta sale un nuovo acquisto fa vedere delle grandi cose. È alto il tenore delle sensazioni del presidente della Golbet. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo a cercare i Pantaleoni, che invece di tirare mette giù. C'è D'Anversa in area, palla prolungata però al limite dell'area per Ammassari. Tubani interviene molto bene, spalla a spalla, non c'è fallo secondo il direttore di gara, e quindi serie di finte. Piccolo interviene con la gamba larga, cartellino giallo per Piccolo e punizione per la Golbet. Il cartellino giallo che forse eccessivo, sembrerà guardando soltanto l'evoluzione di questa azione, ma certo che gli interventi che stavano coinvolgendo Tubani, Michele, da qualche minuto erano diventati sia da parte del numero 7 che da parte degli avversari forse un po' troppo incisivi, per usare un eufemismo. Diciamo che Tubani poteva vedersi sanzionato magari un braccio largo nell'intervento su Ammassari. Piccolo non è intervenuto in maniera cattiva, però sembrava, sai, quel fallo che manda un segnale. Non è piaciuto il segnale ai direttori di gara. Cartellino giallo e punizione, tutti via. È rimasto Pantaleoni sul pallone, parte Pantaleoni, palla messa dentro, nessuno che la può toccare. Calcio d'angolo, stiamo cercando di capire quale fosse l'indicazione arbitrale. Buzzi ha un braccio verso il calcio d'angolo e un braccio verso la rimessa dal fondo, poi rimane teso il braccio verso il calcio d'angolo. E chiedono lo stesso intervento che fece prima Cortese, la Golbet non lo fa. Palla fuori per Pantaleoni, la disposizione della panchina era tieni la bassa. Diciamo che Panta ha evitato di dare troppo retta all'indicazione della panchina in questa soluzione. Pisana in avanti, palla sul secondo palo e Cesaro anticipa tutta la difesa, beffa uno pare e un Pantaleoni che rimangono a guardarsi e c'è il pareggio della Pisana, è 1-1. Dormita colossale questa della difesa della Golbet, che rimasta in avanti dopo il corner, non ha visto il rientro di Pantaleoni, o meglio l'ha visto ma totalmente col fiatone, non è andato a chiudere fino in fondo sul secondo palo, dove invece Cesaro ci ha creduto alla grande, l'ha messa dentro da posizione manco tanto facile, la porta era sguarnita, pare era totalmente immobile al centro della propria linea di porta. 1-1 che la Pisana Calciotto forse non merita nel computo delle occasioni, ma che alla fine, per come è giunto, per la disattenzione della Golbet, può essere anche meritato. Assolutamente, anche perché abbiamo detto questo secondo tempo ha visto una Golbet troppo bassa, troppo remissiva, soprattutto troppo adagiata sui ritmi melliflui della Pisana Calciotto. Pisana che ha dato uno strappo sulla destra, palla sul secondo palo, come hai detto tu, dormita della difesa, e quindi Cesaro senza problemi ha potuto insaccare quello che è l'1-1. Piccolo, palla per Nardi che controlla e guarda sulla propria fascia, triangolo che si chiude con Cesaro, interviene Santini, D'Anversa, sponda sbagliata da parte di D'Anversa e quindi Ammassari. C'è Scerrati sulla propria fascia, invece palla per Ricci dal limite dell'area, ci mette la gamba Sterbini, ma è una Golbet che è davvero calata troppo di ritmo da un tempo all'altro. C'è stata una Golbet spumeggiante, invece adesso una che è troppo remissiva. Cesaro per Piccolo, prova la sponda Ricci, sfera ancora tra i piedi delle maglie rosse, ancora Piccolo, D'Anversa su di lui, apertura sulla destra per Ammassari. Si accentra per liberare il mancino, si finisce sempre sulla schiena di Sterbini. Scerrati, 3 su di lui, ancora Scerrati, prova il cross dentro con l'esterno, Pantaleoni spazza come può, ma Golbet è tutta schiacciata nella propria metà campo e nessuno sale a pressare. Inutili in questo momento le urla di Mister Carboni. Cesaro prova a girarsi, interviene come può Pantaleoni, ancora Ammassari, mette giù molto bene, si libera del pallone, Piccolo lato corto dell'area, prova a saltare Sterbini, ce la fa, deve rinvenire in qualche modo Garofalo, ancora Sterbini, distacco molto elegantemente per Garofalo che prova a saltare su banda a Scerrati, l'ultimo tocco di una maglia rossa, se la rimessa laterale, grandissima giocata di Mirko Sterbini. Sì, ma la qualità degli interpreti, Piccolo col tunnel, poi Garofalo e Sterbini con estrema confidenza in una zona pericolosissima del campo, fanno vedere che queste due squadre sicuramente andranno a giocare con le altre grandissime fino al successo finale. Pantaleoni ritorna sul mancino, palla dentro per D'Anversa, grandissima la sponda per Santini, azione strepitosa della Golbet Calcio 8, Santini per Pantaleoni, palla dentro per D'Anversa, uno sguardo nell'area piccola, è arrivato Santini ed è il 2-1, è di nuovo il vantaggio della Golbet. E qui D'Anversa fa vedere che un bomber non deve solo saperla mettere dentro, ma deve avere quella lucidità,
quel tatto, quella sensibilità, manco avesse dei polpastrelli sull'interno piede destro, è andato a cercare la grande Santini. Quella l'avrei spinta dentro anch'io, questo gol è 3/4 di D'Anversa per l'assist, ma bella azione della Golbet che tutto insieme si è messa a giocare, è bastata una fiammata, un po' disattenta la Pisana, ma non ci sentiamo nemmeno di dare troppi colpi a una difesa che ha assistito a una grande azione avversaria. No, ma poi siamo spezzati anche noi dal ritmo improvviso di questa azione della Golbert. Ovviamente è importante il fatto che si sia sganciato Pantaleoni per dare il via a questa azione, conclusa poi da Santini, ma come hai detto tu, gran parte del merito è di D'Anversa e della sua intelligentissima sponda. Tutto da rifare dunque per la Pisana. Piccolo Scerrati, uno sguardo dentro, prova ad andare direttamente in porta. Opara la deve levare dal 7 perché la palla si sta per insaccare. Che intervento di Manuel Opara straordinario, forse nemmeno l'ha vista partire, non voleva forse manco andare su una conclusione, ha sperato di non doversi tuffare all'incrocio, cioè, si è invece tuffato, ha incontrato anche l'ausilio del palo che ha baciato subito dopo che il pallone è stato respinto dal montante, un intervento straordinario dell'estremo difensore della Golbet. Cesaro, lato corto dell'area, Pantaleoni non lo fa passare, Pantaleoni sta decisamente salendo di intensità e di colpi in questa ripresa. Dai, salita poco poco, su! Chissà che il gol della Golbet o in generale la salita di ritmo che c'è stata con quella sferzata di quell'azione non funga anche da spinta per la Pisana Calciotto, che adesso sembra essere più cattiva per la rimonta. È tornata in ritmo la Golbet Calciotto e la Pisana che invece è stata sicuramente colpita a freddo da quello che è il gol di Santini, ma ha ripreso immediatamente ad attaccare, l'abbiamo visto in queste ultime 2 o 3 azioni, anche qui guadagna un fallo, una posizione molto interessante. Cesaro posizione del pallone, Ammassari pure è pronto con il mancino. In precedenza davvero strepitoso l'intervento di Opara su quella conclusione, anch'essa davvero rimarchevole da parte di Scerrati, era pienamente dentro il cerchio di centrocampo e la palla è arrivata bella dritta come un fuso, pronta ad insaccarsi alle spalle di Opara. Non è stato così per il gesto felino dell'estremo difensore. Barriera folta in questo momento, 3 per Opara, più Ammassari, più anche Pantaleoni, quindi praticamente 5 davanti a Opara che forse non la vede partire. Nardi finta la rincorsa, parte invece Cesare, ancora Opara sul suo palo, attentissimo, poi palla messa dentro e c'è il gol di Martinelli di testa. Assist in rovesciata sul secondo palo e Martinelli ha anticipato tutti, è 2-2, di nuovo parità. Abbiamo fatta. Tutto da rifare questa volta per Golbet Calciotto, 2-2 al Ciriaci, per 2 volte in vantaggio i blu cerchiati, per 2 volte ripresi dalla Pisana che sta meritando al momento il pareggio e come abbiamo visto dopo il gol ha corso Martinelli per andare a prendere il pallone che aveva insaccato tra l'altro lui di testa. Era prima andato a risultare con i compagni, poi è tornato dentro la porta a prendersi il pallone perché la Pisana ha intenzione di portare fino in fondo questa rimonta e di potenzialmente andare a vincere il match. Il Golbet invece, la Golbet scusate, non vuole lasciarsi perdere l'occasione di potersi trovare da sola in metta alla classifica al termine di questa giornata, complice il pareggio tra Checco e Cotton. Ricci ha allargato il pallone da parte del numero 11 verso Piccolo. Scerrati, palla in profondità, è venuto incontro a Massari, l'ultimo tocco è proprio del numero 8, sarà rimessa dal fondo. Squadre adesso ovviamente spiazzate da una partita che ha vissuto fiammate e che sinceramente al momento non sappiamo bene quale possa essere il padrone di questo match. Tubani prende campo il numero 7 in mezzo a 2 avversari, fallo su di lui, sarà punizione. Permettimi di sottolineare prima del gol di Martinelli che ci ha creduto il fatto che c'è stata una rovesciata dopo un grandissimo intervento di Opara, coraggiosa, che ha fornito un assist. Probabilmente sarebbe anche entrato quel pallone senza la deviazione di Martinelli, azione rocambolesca, ma l'abbiamo detto, la Golbet paradossalmente rialzando il ritmo col suo gol del nuovo vantaggio ha dato nuova verve anche alla Pisana che ha trovato il pari appunto dopo una gran parata di Manuel Opara. La seconda non è riuscita diciamo in pieno. Punizione, parte Pantaleoni, prova a piazzarla con un giro alla barriera, spera che termina fuori
Match davvero di difficile lettura per le fiammate che ha vissuto. Lancio intanto dalle retrovie, fa buona copertura Pantaleoni, Sterbini la lascia rimbalzare, un brivido che corre sulla schiena di tutta la panchina della Golbet. Rimessa laterale già effettuata da parte della Pisana. Nardi, anche il numero 18 è salito di colpi nel corso della ripresa. Bella palla in profondità di Cesaro per Piccolo, non tiene basso il pallone, l'occasione per la Pisana. Occasione d'oro per Piccolo, qui un po' dimenticato dalla difesa della Golbet, che sta allargando pericolosamente le proprie maglie, soprattutto quando la Pisana riesce a far circolare bene nella propria metà campo in orizzontale. Forse per la voglia di tornare subito in vantaggio salgono troppo in fretta i giocatori blu cerchiati. Qui una spinta, ci sta un po' innervosendo la gara, è normale perché la posta in palio alta, sono due grandi squadre. La Pisana sta confermando di essere grande squadra, ma adesso un'ottima punizione ce l'ha la Golbet. Tiziano Galassi ha provato a staccare di testa, non c'era spazio per la sua salita verticale. Fischio ineccepibile da parte dei direttori di gara, e quindi punizione da posizione centrale. Siamo una quindicina di metri abbondanti di distanza dalla porta difesa da Giorgi. 3 in barriera per l'estremo difensore della Pisana Calcio 8, 2 sul punto di battuta. Si stacca Galassi, c'è rimasto il solo Tubani, parte Tubani direttamente addosso alla barriera. Adesso bisogna spazzare e non rischiare quello invece che è un dribbling avventato da parte di Tubani. Deve chiudere l'azione Sterbini, che poi ovviamente ha qualcosa da rimproverare al numero 7, che aveva cercato davvero un qualcosa di improbabile. No, una Veronica da penultimo uomo con tutta la Pisana che usciva e sarebbe andata in contropiede in 5 contro Sterbini, che invece è stato puntuale e ha rinviato di rabbia. Tocco netto sui piedi di Cesaro, punizione, fallo di Sterbini, che aveva provato ad andare a intervenire sul pallone, ed è sembrato netto il fatto che Sterbini stesse intervenendo sul pallone, così come netto è risultato il tocco sullo stinco di Cesaro. Abbiamo visto scattare Monteforte dalla panchina, seppur in abiti civili, insieme a Carboni, che si è infortunato nel primo tempo, e gli altri. C'era tutta questa punizione per la Pisana, colui il quale se l'è presa, non le ha battute fino adesso lui le punizioni. Prova ad andare, uno che in questo circolo lo scorso anno ne ha segnati 39 in A2. 3 in barriera messi da Opara, che infatti ne conosce le qualità balistiche. Cesaro sul pallone, 3 per Opara, che ha già salvato il risultato almeno in 2 distinte occasioni. Parte la rincorsa di Cesaro, filtra il pallone, angolato troppo il numero 7. Pantaleoni l'ha lasciata scorrere sotto il proprio piedone, rimessa dal fondo per Opara. Uno sguardo davanti del numero 12 alla lunga, ancora per Galassi. Questa volta non c'è fallo, c'è però l'apertura per Santini. Palla di ritorno ancora per Galassi, che deve riprendere in mano il centrocampo dei blu cerchiati. Prova la serie di finte su Piccolo, si defila sul lato destro del fronte di attacco della Golbet Calcio 8. Palla dietro per Pantaleoni, che deve controllare l'arrivo di Cesaro su di lui. 2 su Pantaleoni, che riesce a guadagnare un ottimo calcio d'angolo. Sicuramente un egregio Pantaleoni, soprattutto nel corso della ripresa. Un Pantaleoni con la testa più sulle spalle di quello che siamo abituati a vedere. Calcio d'angolo battuto direttamente sull'esterno della rete da parte di Galassi, controlla a vista Giorgi, che poi rimette nei piedi di Piccolo. Apertura sulla destra per Scerrati, dietro per Martinelli, è entrato con il numero 4 Federico Pace, che spinge sul lato di sinistra, riceve in questo momento il neo entrato e prova a riappoggiarsi da Piccolo. Ribaltato il lato per Scerrati, c'è Galassi davanti per evitare una linea di passaggio troppo pulita a Massari. Prova in mezzo a 3, perde il pallone, Garofalo fatta sua, poi prova a mettere in profondità verso D'Anversa, colpo di testa a liberare la discesa di Ricci. Pallone ancora buono per Ammassari, sovrapposizione sul lato destro da parte di Scerrati, che in mezzo a 2 avversari deve per forza perdere qualche metro. Rimessa con le mani però per la Pisana Ricci, 1 contro 1 con Sterbini. Prova a fargli carambolare il pallone addosso, rimane in gioco il pallone. Grandissima l'apertura per Santini, situazione di 2 contro 2 con D'Anversa largo sulla sinistra. Dice in questo momento il bomber, prova il tunnel, palla per Santini, passaggio di ritorno per D'Anversa. Si chiude come può la difesa della Pisana, situazione pericolosa prima per la Pisana, adesso però per la Golbet per via della ripartenza di Ammassari. Termina a terra il numero 8 per il fallo di Tubani, ammonito il numero 7.
Bella azione anche di Santini, è un bel elemento questo portato in ultima istanza da Cencetti. D'Anversa il tunnel tentato e trovato con un elastico, poi non ha sortito gli effetti sperati per il numero 99. Abbiamo detto piedi educatissimi quelli di Tommaso D'Anversa. Cesaro prova ad accorpare su Tubani, 1 contro 3 da parte del numero 7 che resiste alla prima carica, termina a terra. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara, mano in tasca, cartellino giallo per Capitan Cesaro e punizione della posizione interessante soprattutto per il piede di Daniele Pantaleoni. Vedremo poi chi sarà il pretendente per eseguire questa punizione. Match del genere sicuramente possono trovare la loro svolta nelle soluzioni piazzate. Sì, Cesaro che ha accettato sportivamente la decisione dell'arbitro di mostrargli un cartellino giallo, ma era normale, Tubani era totalmente lanciato verso la porta della Pisana difesa da Giorgi, che adesso avrà il suo bel da fare per respingere la conclusione di Pantaloni. Si attacca praticamente al palo, no, è a centro porta Giorgi, ne ha messi 4 in barriera, pronto Pantaleoni. Parte la rincorsa di Pantaleoni, è un'apertura per Tubani, va vicinissimo al gol del 3-2, non c'è deviazione. Si lamenta tutta quanta la panchina della Golbet per quello che sarebbe stato un calcio d'angolo, passaggio che Piccolo non si aspettava, chiede scusa a Pace, rimessa laterale per Golbet, calcio a 8. Galassi, stop di petto, apertura per Santini, si alza un campanile, la mette giù, molto bene D'Anversa che cerca anche di servire direttamente Galassi, ripartenza però della Pisana, palla sulla sinistra per Ricci che controlla male, perde un tempo di gioco. Arrivano su di lui 2 giocatori, l'ultimo a toccare è proprio il numero 11 in maglia rossa. Rimessa dal fondo per Opara. Grandi applausi per D'Anversa dalla panchina, se li merita tutti, ha fatto una super partita contro una grande difesa. Non è certo colpa sua se la Golbet sta ancora pareggiando, sicuramente dal punto di vista offensivo D'Anversa se ne è inventato un po' di tutti i colori. Ancora negli occhi l'abbiamo l'assist del gol del momentaneo vantaggio Golbet. Quello e non solo questa sera, gran partita da parte di Tommaso D'Anversa, adesso sostituito da De Marco che va a ricoprire l'inusuale ruolo di terminale offensivo. Scerrati prova a mettere dentro, colpisce a Massari, Martinelli al limite dell'area, da penultimo non può rischiare, invece perde palla Galassi. Riparte però non troppo velocemente Golbet, ha accorpato bene la Pisana e quindi c'è spazio anche per intercettare il pallone. Ricci, apertura sulla destra, Garofolo tocca il pallone, sfera che arriva dalle parti di Tubani, controlla bene il numero 7, si sgancia Pantaleoni, avrebbe spazio anche per provare la soluzione in porta. Ancora il numero 5 prova a mettere sul secondo palo dove c'è De Marco che controlla limite dell'area, palla ancora per Pantaleoni sulla lunetta, c'è il tocco sul numero 5 non ravvisato dai direttori di gara e quindi Piccolo può lanciare la ripartenza per Cesaro, però anticipa molto bene Stervini. 2 minuti chiamati dal direttore di gara, altri 120 secondi per far sì che questa partita trovi un padrone. Svirgola malamente Opara, sfera che arriva dalle parti di Scerrati, si è alzato improvvisamente il ritmo del match a Massari, Scerrati si è sganciato, servito in questo momento, palla dentro per Ricci che liscia, arriva da Cesaro! 3-2 della Pisana, è il gol del capitano, è il gol di Cesaro, rimonta completata al Ciriaci. E si è arrabbiato da morire Manuel Opara, perché è vero che l'ha sbagliato lui quel rinvio che poi ha dato il via all'azione di questa rete, ma è il secondo retropassaggio consecutivo verso l'estremo difensore della Golbet calcio 8, nel frattempo ha ammonito D'Anversa. È arrivato il cartellino ai danni di Tommaso D'Anversa, giallo prima e rosso in un secondo momento per aver reiterato delle proteste nei confronti del direttore, anzi dei direttori di gara. Ci si lamenta per un fallo non fischiato in precedenza, diciamo stiamo parlando di 40-50 secondi prima del gol, perché dal rinvio svirgolato di Opara in poi non ci sono stati interventi fallosi. Adesso c'è 1 minuto e mezzo, penso non di più, per Golbet per provare a riagguantare quello che sarebbe il pareggio. Pisana ovviamente euforica per quello che è un gol che ha rimesso i 3 punti in tasca, anzi ha messo per la prima volta i 3 punti in tasca. Ha ammonito Pantaleoni, secondo giallo e dunque espulsione anche per Pantaleoni. Situazione ovviamente di confusione totale, Golbet che si sentiva in possesso del match
all'inizio e che vede crollare così le proprie certezze e anche il fatto di poter portare punti a casa da una trasferta molto difficile e che per 30-35 minuti comunque ha visto la Golbet in possesso. Vediamo protestare anche Cencetti, solitamente molto calmo. Se non andiamo errati, D'Anversa è stato espulso dalla panchina, quindi non comporta inferiorità numerica, la comporta ovviamente l'espulsione per seconda ammonizione di Daniele Pantaleoni, 2 squalifiche importanti in vista del prossimo match e incontro con la Pisana che termina nel peggiore dei modi per la Golbet. Sì, dal punto di vista disciplinare sì, ma anche dal punto di vista tecnico, perché stavo rimarcando prima, hanno voluto dare la seconda palla dopo il retropassaggio, che era già in difficoltà col primo rinvio, è andato a ciabattare malissimo. D'Anversa è uno che di solito non perde le staffe in questo modo, aveva comunque ben giocato, ci è rimasto malissimo, perché è una partita che stava facendo vincere lui e Blu Cerchiati, si sta tramutando in una sconfitta. Tubani trova il tutto per tutto la Golbet, palla messa dentro, grandissimo intervento difensivo di Pace su De Marco che ha provato a intervenire sul pallone a Massari, bella l'apertura per Ricci, ovviamente adesso Praterie nella metà campo della Golbet, ancora Ricci, palla per Cesaro che forse fa scorrere il tempo sulla bandierina, invece crossa per Ammassari e ancora Opara deve dire no, grande intervento con i guantoni del numero 12, Pace. Pisana che chiude anche in attacco e fa girare il pallone, Golbet con l'uomo in meno, si attende soltanto il fischio dei direttori di gara, si fa correre invece i giocatori, si fanno correre i giocatori della Golbet, rischia il dribbling Martinelli, palla per Pace, ribaltellato, si va da Ricci, ovviamente non vuole affrettare i ritmi, la Pisana calciotto. Nardi dietro per Giorgi che va a rilancio lungo e arriva ora il triplice fischio del direttore di gara, la Pisana Calciotto in rimonta, batte in casa la Golbet Calciotto 3-2 con il gol che decide il match, quello a 2 minuti dallo scadere di Capitan Cesaro.